Ben ritrovati a Messede che si tacche. Anche oggi facciamo una ricetta friulana, anche oggi abbiamo un ospite, una giovane donna friulana che mi ha chiesto una ricetta particolare. Quindi gli ingredienti di oggi sono del pane raffermo, cannella, zucchero bianco, del vino rosso, zucchero di canna, del latte, 2 uova, sale, un limone per grattugiare la buccia e il burro. Ci vediamo tra poco. La cucina tradizionale friulana non fa sprecare assolutamente nulla. Infatti qui cominciamo con il pane raffermo. È logico che per chi ha degli animali di corte il pane non va comunque mai sprecato, però abbiamo visto la panade, abbiamo visto gli gnocchi di sauri scotti al forno. Oggi utilizziamo proprio il pane raffermo così com'è. Lo mettiamo in una pirofilina e lo bagniamo con il latte. Mentre il pane si ammolla nel latte, prepariamo una salsetta con le uova. Avremo bisogno quindi di una ciotola in cui andiamo a rompere le uova. Aggiungiamo qualche cucchiaio di zucchero. Un pizzico di sale. Un po' di cannella. Tanti di voi avranno già capito che stiamo preparando lis sopis o le sope. Le sope sono del pane inzuppato. Per tante persone fare lis sopis vuol dire intingere il pane a fine pasto nel bicchiere di vino, è una cosa che faceva anche mio nonno. Invece la ricetta che facciamo oggi è un dessert, è un dolce. Anche di questo dolce chiaramente ci sono tante ricette per il semplice fatto che è un dolce nato in casa, con appunto ciò che c'è. Mettiamo quindi anche la buccia grattugiata del limone all'interno di questo composto e cominciamo a battere con una frusta. Dopodiché andrà passato nell'uovo e fritto nel burro, così siamo sempre molto leggeri nella mia cucina. Ecco qua, pronti per andare in cottura. Quindi con il pane ammollato e con le uova battute con gli altri ingredienti ci mettiamo in cottura. Versiamo quindi il burro in una padella abbastanza capiente che poi possa contenere le fettine di pane. Mentre il burro si scioglie preparo il piatto dove poi appoggerò le fette di pane dopo averle fritte. Adesso che il burro è sciolto e comincia a spumeggiare, prendiamo le fette di pane ammorbidito, le passiamo nell'uovo e poi dritte a friggere nel burro caldo. Come vi dicevo, questa ricetta mi è stata richiesta dall'ospite che arriverà tra un po'. In realtà è una merenda che mi faceva anche mia nonna, magari con una variante leggermente differente, ma il pane fritto e passato nell'uovo è veramente una merenda deliziosa. Ricorda un pochino il French toast, ma sopis è proprio nostro. Una volta che si sono dorate da un lato, le giriamo con un po' di delicatezza perché il pane chiaramente è ammorbidito. Mentre le soppis finiscono di cuocere, una parte le abbiamo già preparate, le altre le stiamo terminando, prepariamo la salsa di accompagnamento. È una salsa molto semplice, fatta con del vino rosso, così. Sono circa 250-300 ml con 100 g di zucchero.
Andremo a farne uno sciroppo, una riduzione, la possono mangiare o insomma accompagnare anche i bambini perché comunque l'alcol sarà evaporato completamente. Io oggi sto facendo una salsa semplice, solo con vino e zucchero e ho messo la cannella nella pastella dove ho passato le fette di pane prima di friggerle. In realtà, volendo, questa salsetta può essere a sua volta profumata con la cannella. Per preparare gli soppis in doradis ci serviranno 12 fette di pane raffermo, 2 uova, burro, zucchero di canna, cannella, 300 ml di latte, 300 ml di vino rosso, 100 g di zucchero. Ho finito di preparare le soppis, nel frattempo è arrivata la donna che intervisteremo oggi, che sarà qui con noi a fare una chiacchierata. Qui vicino a me c'è Perla che si fa coccolare come al suo solito. E perché ho fatto le soppis? Perché è una merenda antica, friulana, nella memoria di tanti ex bambini, ma secondo me va rivalutata un pochino come il frico, no? Il frico era un po' così conosciuto solo da noi friulani, in realtà adesso anche oltreoceano fanno dei frico interessanti. E l'ispirazione ovviamente mi è arrivata da Angela, che è arrivata qui con noi, Angela Venturini da San Pietro al Natisone, quindi dalle valli del Natisone. Esatto. Grazie per questo bel regalo che si chiama l'oro della Benecia. Grazie a te dell'ospitalità. Angela, hanno detto che sei di ispirazione per molte giovani donne. Cosa hai fatto per essere di ispirazione per le donne? Mi sono creata, diciamo, una passione, quindi, anzi, da una passione mi sono creata una piccola attività e produco zafferano nelle valli del Natisone. Quindi un prodotto assolutamente inaspettato Esatto. dalle nostre parti, no? Se Esatto, ne parla sì. tanto del centro Italia, ma anche qui. Ho iniziato a produrre zafferano nelle valli del Natisone. Lo zafferano è un prodotto totalmente nuovo che nessuno poteva conoscere nelle valli, anche perché noi abbiamo ci sono i prodotti che sono totalmente tradizionali, come le patate, le mele o comunque chi ha l'orto, tutti questi prodotti qua. Lo zafferano è un prodotto nuovo. Ho voluto provare, diciamo, all'inizio a produrre zafferano perché volevo qualcosa di innovativo e di diverso. Essendo comunque anche giovane, ho voluto dare un po' una svolta alle valli del Natisone con un prodotto diverso. Molto bene. La svolta nelle valli del Natisone in realtà la state dando con un bellissimo gruppo di donne che mi racconti tu. Siamo un gruppo di 10 donne, abbiamo questa piccola associazione, siamo le donne della Benecia, siamo tutte quante agricoltrici e una piccola azienda dove produce le gubane. Cos'è Benecia? Per chi non lo sa, è la Ok. zona, è l'associazione? Allora, Benecia deriva da Venezia, Sì. quindi le Benecia sono le valli del Natisone, perché una volta le valli del Natisone erano sotto Venezia, quindi il nome deriva dallo sloveno di Venezia, la traduzione di Venezia. Ok, perché ovviamente le valli del Natisone sono comunque una parte dove c'è la minoranza slovena, anche quindi si Esatto. parla sia italiano che Non si parla lo sloveno, ma si parla il dialetto sloveno. il dialetto sloveno. Come tante lingue, anche la lingua friulana ha tanti dialetti interni, anche la lingua slovena ha dei dialetti interni, tra Esatto. cui quello che parlate lì nelle valli del Natisone. Esatto. Abbiamo avuto un'altra donna che fa parte della tua associazione qui con noi e ci raccontava che non c'è solo agricoltura in questo gruppo, ma anche artigianato. Cosa viene prodotto? Allora, io che produco lo zafferano, poi c'è chi produce il formaggio, la gubana, che è il prodotto tipico delle valli del Natisone, gli ortaggi e tutti i derivati, le farine, più abbiamo 2 ristoranti. Ecco, quindi abbiamo capito che questo gruppetto di donne veramente agguerrite, ma sempre in maniera molto graziosa, vedo, hanno realizzato una possibilità di fare del turismo Esatto. che prima magari era meno conosciuto. Per raggiungere le valli del Natisone, quindi cosa possiamo prendere su Google Maps come riferimento?
Beh, San Pietro Natisone è il comune principale ed è il primo comune che si ha quando si arriva nelle valli del Natisone. I comuni sono 7 e comunque ogni piccolo comune ha sicuramente il suo fascino, le sue cose da visitare o comunque i suoi ristoranti dove si possono andare a assaggiare i prodotti tipici. Ok, quindi una bella gita per il sabato, cominciamo a mettere in agenda le valli del Natisone, prendendo appunto come riferimento San Pietro Natisone, da cui poi si snocciola tutta la vallata, dove possiamo fermarci a comprare tutte quelle cose buonissime che hai detto, ma anche a mangiare. C'è anche l'albergo diffuso. Tu mi hai portato il tuo zafferano, posso aprire? Certo, volentieri. Ok. La tipicità di questo zafferano è che tu lo produci proprio in pistilli, non Esatto. vuoi il prodotto in polvere. Esatto, secondo me lo zafferano in pistilli ha un valore in più perché comunque dà l'autenticità del prodotto, quindi si è sicuri al 100% che quello che viene acquistato o comunque consumato è zafferano vero. È vero, zafferano. Quindi il tuo prodotto finito si presenta con questi bellissimi vasetti, Esatto. con veramente i pistilli all'interno, quindi come hai detto tu siamo certi di avere proprio zafferano, ma vedo che aggiungi anche la tua presentazione. Quindi sei nata da pochissimo, dal 2018, ma mi hanno detto che hai già un sacco di clienti, ma vuoi mantenere la tua produzione limitata proprio per dare la garanzia dal campo al vasetto. Esatto, sicuramente produrre zafferano porta via tantissimo tempo, quindi ampliare l'attività vorrebbe dire avere più persone o comunque utilizzare il mio tempo in modo diverso. La produzione dello zafferano, quindi della mia attività, è un po' la mia passione, quindi diciamo il mio passatempo, tra virgolette. Io di base faccio l'impiegata, quindi quello è il mio lavoro principale, e nel tempo libero produco zafferano, questa piccola attività che è mia, comunque ho l'aiuto dei miei familiari che mi aiutano appunto nel lavoro durante il weekend o comunque la sera nel tempo libero. E l'idea di avere una mia piccola attività nasce dal fatto che io sono appassionata di cucina e sono appassionata di natura, quindi volevo avere qualcosa che mi rappresentasse e quindi mi sono, diciamo, buttata nell'agricoltura. Il campo dove ho il mio piccolo zafferanetto è un campo di famiglia, quindi che ha ereditato mio papà, era incolto e quindi ho approfittato di questo campo per mettere su la mia attività. Vedo qui in questi bei dépliant che mi hai lasciato Sì. che c'è un fiorellino davanti. Sì. Ricordiamo un attimo ai telespettatori che questo fiorellino assomiglia molto a un Al altro. crocus, ma che non è il crocus, ok? che non è edibile. Bello, questo sono molto contenta che l'hai tirato fuori. Che Ok. anzi è meglio evitare, insomma, di Sì, fare sì, confusione sì, e sì. lasciare proprio ai professionisti il Esatto. raccolto corretto. Ecco, facciamo un attimo il punto su bellissimo questo fiorellino che troviamo nei campi, lo zafferano è simile ma è tutta un'altra cosa. Esatto. Lo zafferano è edibile, l'altro no. Esatto. Io vedo qui che mi hai lasciato anche un ricettario che a me fa veramente molto molto comodo perché sai che invece la mia è proprio passione per la cucina. Elenco le ricette che mi hai portato. Tagliolini con speck, zafferano e tartufo, che proverò sicuramente, filetto di maiale allo zafferano, tiramisù con zafferano e risotto allo zafferano, proprio questo è il classico. Il classico, Quindi esatto. è una tua accortezza proprio lasciare ai tuoi clienti anche i modi di utilizzo del tuo zafferano. Sì, lo lascio perché in genere il cliente lo conosce lo zafferano solo per il classico risotto, quando in verità lo zafferano si può utilizzare veramente dappertutto, dal dolce al salato, si può utilizzare ad esempio in una semplice tisana, quindi a me piace molto che uno impari come si può utilizzare lo zafferano, anche perché lo zafferano ha molte proprietà, oltre ad avere il suo sapore molto particolare che uno dice ok mi può piacere o non mi può piacere, ha molte proprietà e quindi a me piace che uno possa utilizzarlo anche Per una tisana. Esatto. Guarda, mi sta incuriosendo questa cosa perché io per esempio non conosco le proprietà dello zafferano, me ne dici almeno una? Ad esempio la proprietà principale che è usato in modo continuativo è antidepressivo. Ottimo, quindi basta scioglierlo in acqua? Sì, allora l'utilizzo dello zafferano in pistilli non è il classico delle polverine che diciamo che uno può conoscere. Lo zafferano in pistilli va messo in infusione
minimo 12 ore prima, in acqua, in latte o in vino, quindi dipende dalla ricetta. Se la ricetta prevede il latte, si utilizza nel latte. Tu collabori anche con qualcuno per fare dei formaggi allo zafferano, per esempio? Sì, collaboro con Elisa, che è anche una mia carissima amica, che ha l'azienda agricola Manage a Tiglio, sempre a San Pietro Natisone, e lei produce i formaggi con il mio zafferano. Con il tuo zafferano. Benissimo, quindi state creando una filiera, state un po' rinnovando questa zona. Esatto, diciamo che tra noi 10 donne dell'Associazione delle Donne della Benecia cerchiamo di collaborare, quindi anche di utilizzare i prodotti per cercare di creare una filiera. Una cosa che mi è piaciuta di quello che hai detto e che non sapevo è che tu questa attività la stai facendo per passione, è nata quasi come un hobby, ma comunque fai la dipendente per il tuo lavoro di impiegata, è Esatto. corretto? Quindi un messaggio da mandare ai ragazzi. Sì, pienamente, sono Dai. d'accordo, anche perché comunque lavorare la terra è sicuramente faticoso, ma comunque fa bene all'animo, quindi secondo me io quando sto nel mio campo anche 10 ore, la sera sono stanca, però la testa senza pensieri, comunque sono a contatto con la natura e si ritorna a fare i lavori che purtroppo nessuno riconosce più. Angela, io ti ringrazio tantissimo Grazie per a te. questi racconti che ci hai fatto. Spero che almeno un briciolo di quello che ci ha passato Angela passi ai ragazzi al voler darsi da fare, a ritornare alla natura, perché veramente in Friuli c'è moltissimo da fare. Adesso dobbiamo ritornare un po' al mio. Ti ho preparato le sopis, Grazie. anche tu le chiami sopis? Noi le chiamiamo sope, Sope. oppure snite, dipende dalla zona della vallata delle valli del Natisone. Perfetto, perché in Friuli abbiamo questo agglomerato di cultura veramente mista che ci arricchisce tantissimo come persone, come luogo, ma anche per il turismo, una cosa molto bella. Quindi adesso ti porto le sopis e ti ho preparato anche la salsina da accompagnare. Vediamo come ti piacciono di più. Va bene. Eccoci qua, le sope, qua c'è lo zucchero di canna e una salsa al vino rosso. Posso servirti? Certo. Un po' di zucchero di canna per dare la croccantezza, una spolveratina così, e la salsa. È una salsa liquida che andrà a inzuppare leggermente il pane. Sei pronta per l'assaggio? Prontissima. Vai, divertiti! Grazie. Molto buone. Mi ricordano la mia infanzia, che la nonna mi preparava sempre le sope durante la merenda. Io direi che questa ricetta è andata molto bene perché è una ricetta che io non facevo da tantissimo tempo e sono felicissima di aver rifatto le sopis perché tanti appunto, come dicevo prima, pensano che le sopis sia solo intingere il pane nel vino rosso, invece questo pane, come avete visto, è aromatizzato, fritto con la salsina. A Angela sono piaciute, non erano proprio esattamente quelle perché la salsina extra non l'aveva mai provata, ma le è piaciuta molto. Angela, grazie per essere stata qui con noi. Grazie a te dell'ospitalità. Adesso ti lascio finire il tuo piattino. Grazie. Nel frattempo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, come al solito 8:30 sabato sera. Mamma e ti mi si conto.